I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della sezione operativa della compagnia di Licata, nell'ambito del servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all'arresto di un giovane di anni 19, residente a Licata, sorpreso con 60 grammi di marijuana detenuta presso la propria abitazione. Il giovane era in compagnia di altri 2 licatesi minori degli anni 18. Nel corso della perquisizione il giovane tentava di disfarsi di 3 involucri in celofan contenente marijuana già essiccata, lanciandoli dalla finestra. La sostanza veniva immediatamente rinvenuta e sequestrata dai carabinieri di Licata. I giovani venivano quindi accompagnati in caserma per gli accertamenti del rito. Nel frattempo sopraggiungevano dei familiari del 19enne arrestato che venivano fatti accomodare all'interno del comando della compagnia di Licata. Improvvisamente, senza alcuna remora, i congiunti del giovane hanno iniziato ad aggredire violentemente i militari operanti, colpendoli con calci, pugni e testate al volto. Quindi 3 aggressori, grazie all'intervento dei colleghi, sono stati immediatamente fermati, arrestati per violenza e resistenza a lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta del padre, del fratello e della cognata del ragazzo arrestato. Stamani la conferenza stampa del nuovo comandante della compagnia di Licata, Augusto Petrocchi, e del suo vice Carmelo Caccetta. Siamo qui oggi per un grave evento accaduto nella serata di ieri a Licata. Tale evento si divide sostanzialmente in 2 tranche: un arresto per detenzione ai fini di spaccio in un quartiere di Licata di un ragazzo 19enne e un arresto, 3 arresti di familiari del 19enne intervenuti presso la caserma che con atteggiamento estremamente aggressivo e violento, immotivatamente e improvvisamente, hanno aggredito militari dell'Arma. Tutti e 4 i soggetti arrestati sono stati tradotti su disposizione della Procura della Repubblica presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo. Quello che voglio dire a margine, facendo una considerazione personale su quanto accaduto, è che tali eventi sono assolutamente inaccettabili. Vi sarà da parte nostra la massima fermezza, la massima decisione nel rispondere immediatamente per assicurare alla giustizia i soggetti che compiono tali atti, tali reati. Ciò per la tutela della popolazione, per la tutela dei licatesi per beni, che sono la stragrande maggioranza. Una puntualizzazione che penso debba far capire in che modo lavoriamo. Diciamo, il servizio di ieri, l'azione, l'indagine di ieri è stata fatta non dalla sezione operativa, ma da tutta la compagnia di Licata. C'erano i carabinieri della sezione operativa, della sezione radiomobile, della stazione. Quindi la compagnia di Licata lavora in sinergia dei reparti che la compongono, sempre per il bene del paese. Non è il primo caso che si verifica a Licata di gente che vuole imporsi sulle forze dell'ordine? No, ci sono stati altri casi in passato, tutti quanti ai quali l'Arma ha dato una risposta decisa e precisa. Io ricordo circa 3 anni fa c'erano stati dei soggetti che hanno provato a fare un'incursione senza ovviamente riuscirci all'interno della caserma, soggetti che poi sono gli stessi che abbiamo ritrovato nell'indagine dei torturatori, che sono stati poi arrestati in quell'indagine. L'unica cosa è che praticamente c'è un legame stretto fra l'ambiente della droga e queste persone che si credono di essere sopra alle leggi dello Stato, alle leggi della civile convivenza.